Benvenuti ad una nuova puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Ben ritrovata all'architetto Maria Cristina Scaletta, direttrice del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Architetto, in questa puntata vedremo un po' il clou, possiamo dire, uno degli argomenti principali legati alla Grande Guerra, cioè come si combatteva, qual era anche un po' la vita dei soldati. Certamente, la nostra appassionata dottoressa Marta Covre ci parlerà in questo caso di un argomento molto consueto, ma anche qui si troveranno delle curiosità, perché i modi di combattere durante la Grande Guerra vanno dalle modalità più antiche, come l'uso di pugnali e baionette, fino alle armi più moderne e contemporanee, che poi avranno degli sviluppi ovviamente e purtroppo anche nel futuro durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi buon ascolto a questa particolare puntata. Stiamo parlando nelle puntate di questo nostro ciclo dedicato al Polo Museale di Vittorio Veneto e alla Grande Guerra di vari aspetti di questo conflitto, e non potevamo perciò trascurare uno degli elementi centrali, anche se purtroppo tragici, vale a dire i combattimenti, che sono il fatto che caratterizzava la vita, l'esistenza dei soldati e delle truppe al fronte, e poi di conseguenza poi su tutta l'organizzazione delle retrovie. Ecco, combattimenti atroci in questa grande guerra. Marta Covre, allora appunto questa prima guerra mondiale è una guerra peraltro particolare, che fin quasi da subito assume delle caratteristiche diverse da tutti i conflitti che fino allora erano avvenuti. Sì, esatto. Con la Prima Guerra Mondiale cambia proprio il modo di affrontare la battaglia e di condurre la guerra. Infatti non ci si scontra più in campo aperto direttamente, non c'è più lo scontro tra i due schieramenti opposti. Ci si ritrova a combattere nelle trincee, in questi fossati scavati nel terreno, contrapposti con in mezzo la terra di nessuno, che poteva essere estesa per pochi metri come per chilometri. Quindi con l'avanzare dei mesi di guerra si cercano nuove armi per poter sbloccare questa situazione di stallo, ovviamente. Quella che veniva definita appunto una guerra di posizione, esatto. Che tra l'altro gli stessi comandi non prevedevano, poi a un certo punto, sappiamo un po' tutti, insomma ne vediamo le tracce anche sulle nostre montagne, lungo il Piave, sono state recuperate anche proprio in occasione del centenario queste trincee, e quindi a un certo punto lo scontro, per così dire, si blocca, si fossilizza, come diceva Marta Covre, tra due eserciti contrapposti che si fronteggiano, e l'obiettivo dei comandi è quello in qualche modo di appunto sbloccare questo stallo che alle volte dura per mesi, per anni persino. Sì, esatto, questo stallo sembra infinito, e quindi nel tentativo di sbloccarlo si introducono nuove armi, come ad esempio i gas tossici. Ce ne sono di diversi tipi, ce ne sono di starnutenti o lacrimogeni, che sono un po' quelli più innocui, possiamo dire, con gli effetti più limitati, e poi man mano se ne sviluppano di sempre peggiori, con effetti sempre maggiori, fino ad arrivare a quelli proprio letali.
Il primo utilizzo dei gas tossici, contrariamente a quanto si crede, fu da parte dell'esercito francese nell'autunno del 1914, ma fu quasi un caso, una cosa imprevista, non era stata calcolata e non fu sviluppata ulteriormente, cosa che invece fece l'esercito tedesco, che visti gli effetti del gas lacrimogeno che era stato usato in quell'occasione, pensarono di sviluppare ulteriormente questa tecnologia. E il punto massimo di sviluppo ci fu il 22 maggio del 1915, quando ci fu la seconda battaglia di Ypres in Belgio, in cui i tedeschi usarono per la prima volta l'iprite, questo gas letale composto di cloro e zolfo, che appunto aprì un varco nelle linee francesi, uccidendo sul colpo circa 5.000 soldati. Ma i tedeschi stessi non erano preparati a un successo del genere, quindi non riuscirono a sfruttare questa temporanea superiorità e diedero in qualche modo il tempo agli eserciti alleati di riorganizzarsi, insomma. Di tappare questa falla, possiamo dirlo, perché poi appunto diciamo gas per sterminare le truppe avversarie, quindi rompere la resistenza di queste linee, ma poi c'erano forse quelli che conosciamo tutti anche nell'epica proprio della Grande Guerra, gli assalti, no? Le truppe a un certo punto uscivano dalla trincea e andavano alla conquista del fronte avversario. Ho sentito tante volte l'assalto alla baionetta, ma poi c'erano tante armi, alcune quasi, oggi ci viene da pensare quasi medievali, insomma. Sì, esatto, strettamente legati appunto ai gas tossici ci sono le mazze ferrate, di origine appunto molto antica, anche precedenti al Medioevo persino, che inizialmente venivano usate addirittura dagli stessi compagni dei soldati colpiti dai gas, per dare loro il colpo di grazia, per alleviare le loro sofferenze e in modo un po' utilitaristico per non sprecare munizioni. Si utilizzava questo sistema che sembra barbaro, che è barbaro, per appunto raggiungere l'obiettivo senza sprecare preziose munizioni. Ma ovviamente queste armi erano usate anche durante gli attacchi, infatti dopo il lancio dei gas, una volta disperso l'effetto diciamo più immediato, e i soldati nemici dotati di maschere antigas per proteggersi dai residui andavano all'attacco, come è successo effettivamente a Caporetto. Una cosa che riguarda l'Italia, un attacco ai gas che riguarda proprio l'Italia. Infatti nell'ottobre del 1917 nella conca di Plezzo vennero lanciati circa 2000 proiettili al fosgene, che era un altro tipo di gas composto da ossido di carbonio, anch'esso letale, e che riportò un grande successo per i tedeschi, che appunto riuscirono a sfondare la linea italiana e, come sappiamo, poi a invadere il territorio italiano fino al Piave. Sì, deve essere anche delle scene davvero raccapriccianti, insomma, di queste trincee con questi gas che aleggiavano, questi cadaveri, appunto questi assalti per riuscire a sfondare le linee. E la guerra, come sempre, però è anche fonte di innovazione tecnologica, e proprio nella prima guerra mondiale viene, per così dire, usata su larga scala, utilizzata su larga scala, possiamo dire un'invenzione avvenuta pochi anni prima, l'aereo. Nella Grande Guerra debutta l'aviazione militare, proprio muove i suoi primi passi. Sì, esatto. Negli anni precedenti al primo conflitto mondiale c'erano già stati degli esperimenti con l'aviazione. Ad esempio l'Italia, nella guerra italo-turca, aveva già utilizzato l'aviazione, però a scopi diciamo di osservazione, non di attacco. Ed effettivamente questo valse anche per i primi anni di guerra. Si usava l'aviazione come supporto all'artiglieria per fornire informazioni precise sui dettagli. Infatti gli aviatori e gli osservatori proprio che salivano sugli aerei erano dotati di macchine fotografiche per scattare fotografie delle linee nemiche, oppure le macchine venivano attaccate sotto la carlinga dell'aereo in modo da poter riprendere verticalmente lo sviluppo delle linee difensive nemiche. Appunto per fornire un supporto all'artiglieria. Solo successivamente si pensò di utilizzare gli aerei come mezzo di bombardamento o anche per intraprendere duelli aerei con gli osservatori nemici.
Il Museo della Battaglia conserva numerosi reperti legati all'aviazione, numerose parti di aerei, sia italiani che austro-ungarici, e una particolarità è la placca dello Spad 13 del maggiore Baracca, la placca a cui si agganciavano le cinture di sicurezza del pilota, che venne recuperata sul Montello all'indomani della sua caduta nel giugno del 1918. Sì, perché poi questo è il periodo degli assi dell'aviazione, appunto abbiamo citato Francesco Baracca, ce n'erano molti altri, con questi combattimenti che forse appunto a differenza delle atrocità della trincea conservavano ancora un loro codice cavalleresco in qualche modo, no? Del resto anche appunto i protagonisti erano spesso nobili, ufficiali, ovviamente piloti, insomma l'aviazione era un'arma d'élite in tutti i sensi. Sì, esatto, c'era ancora una concezione proprio di duello ottocentesco quando si parlava di aviazione, lo scontro tra due eroi dell'aria. Infatti, quando un pilota veniva abbattuto, gli avversari tributavano gli onori militari al momento della sepoltura, proprio per rendere onore al coraggio, alle imprese eroiche proprio di questi aviatori. Accompagnati poi anche da una grande fama, appunto come i cavalieri veri e propri. Il Museo della Battaglia naturalmente conserva parecchi reperti, soprattutto anche riguardo alle armi, da quelle più comuni ad alcune molto curiose, molto particolari. Sì, esatto, al Museo della Battaglia è presente un oggetto particolare, una valvola del meccanismo lanciasiluri di un sommergibile austro-ungarico, l'U-20 affondato a largo di Caorle. I sommergibili sono un'altra delle innovazioni dei grandi sviluppi, direi, della Grande Guerra, in particolare grazie alla Germania. La Germania è stata un po' il pioniere sempre di questi sviluppi. E fin dal 1915 la Germania infatti inizia una guerra sottomarina indiscriminata che verrà poi dichiarata ufficialmente solo nel 17, ma già dai primissimi mesi di guerra comincia ad affondare anche le navi civili che tentano di raggiungere la Francia, la Gran Bretagna. E in particolare è famoso l'episodio dell'affondamento del transatlantico Lusitania, che trasportava appunto civili, tra i quali 123 americani, e questo fu proprio l'episodio che diede il via alla discussione negli Stati Uniti riguardo alla guerra, se entrare, con quali modalità, eccetera. Sì, perché noi quando ci riferiamo alla Grande Guerra pensiamo sempre appunto agli scontri via terra, o forse, come abbiamo parlato, accennato poco fa, ai duelli aerei, ma ci fu anche una guerra per mare e alle volte sotto il mare, e alcune testimonianze si trovano anche proprio al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Grazie intanto a Marta Covre per averci parlato delle tecniche di combattimento della Prima Guerra Mondiale. Grazie a voi. E grazie a tutti voi anche da parte mia per averci seguito fin qui. L'appuntamento è con la prossima puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto.